Ci hanno aperto, qualcuno ha aperto il cancello. Ebbene, noi adesso entriamo, però aspettiamo domani mattina perché temiamo per la nostra incolumità, quindi attenderemo all'interno del viale e domani mattina entreremo finalmente in quella che pensiamo sia la casa del signor Luca, l'ultimo Maraia esistente in terra che detiene appunto il leggendario Scuffiotto Maia. Arrivederci. Vi stavo aspettando. Abbiamo così ottenuto l'esclusiva per questa intervista a Luca. Ebbene, perché lei ha accettato questa intervista? Perché ha deciso di venire allo scoperto proprio ora? Io non devo rivelare segreti. Lo scopo della mia esistenza è fare in modo che l'essere umano si ponga domande. E oggi l'essere umano non si pone abbastanza domande. Lei sostiene di possedere un oggetto mistico, almeno così ce l'ha definito lei. È un oggetto che le sarebbe poi stato dato anche da una persona molto importante. Di cosa si tratta? Si tratta di quello che la gente volgare potrebbe definire un semplice cappello di lana. Uno scuffiotto, come molti dicono.
ma in realtà nella trama della sua lana è celato un segreto. Il segreto è quello a cui l'uomo più aspira da sempre, la conoscenza in quanto tale. Ebbene, ha un nome questo oggetto? Possiamo definire? Eccoci, attenzione perché dopo gli studi fatti abbiamo sentito anche dei professori che appunto dicevano che questo oggetto, questo copricapo possiamo definirlo, avrebbe un nome indefinito, però lei mi sta dicendo che in realtà ha un nome. Ebbene, per i telespettatori a casa, come si chiama? Argut. Prego. Strapum. Scusi? Arcapuf. Ecco, avete capito bene il nome, giustamente viene da epoche lontane, quindi è anche un po' difficile da pronunciare a quanto pare. La mia pronuncia è perfetta. Sì, per noi però è un Se non po'... vuole che la butti fuori da questa magione più velocemente di quanto un suo capello può arrossirsi al sole, la prego porti rispetto per la mia persona e per l'oggetto sacro di cui stiamo parlando. Benissimo, ci scusiamo anche con il signor Luca. Questo capric abbiamo... Arpcook! Esatto. Deve stare attento a come lo chiama. Perché... ok. Ma adesso ci deve spiegare i poteri, cioè che poteri ha questo copricapo, questo Apir? Arcanic. I poteri di questo copricapo sono molto vari, ma come le ho detto prima, tutti legati alla sfera della cosa a cui più l'umanità anela sin dall'antichità, sin dai tempi degli antichi greci, prima ancora degli antichi tali, prima ancora degli aztechi, dei Maya, prima ancora della Venere. Ora esisteva questo oggetto in un atomo, verso una casa e un mondo che ha capito? Sì, abbiamo capito. Ha colto la delicatezza del messaggio che le ho appena dato? È sicuro di volerlo trasmettere? Credo di sì. È sicuro di voler far parte di questo messaggio tutta l'umanità? I telespettatori sicuramente non sono pronti, credo, a questa rivelazione che terremo. Io l'ho donato a lei, ora sta al suo senso di responsabilità farne l'uso più adatto. Proseguiamo intanto con l'intervista e abbiamo registrato tutto. Dunque, ecco, attenzione, ma lei questo copricapo ci ha detto di averlo ricevuto in dono da un personaggio famoso. Può dirci chi è? Sì, posso dirvi chi è. In realtà trattasi di uno dei più grandi poeti forse del secolo scorso, poeta e musicista. Per fare breve una storia lunga, trattasi di John Lennon. Niente meno che il cantante dei Beatles. L'ho ricevuto direttamente dalle mani di John Lennon. Ebbene, se le affermazioni del signor Luca sono vere, ci troviamo di fronte a un fatto sconcertante, a qualcosa che non è mai stato sentito prima dalla stampa, dai giornali. John Lennon possedeva questo copricapo. Arc Attack. Esattamente, Art Attack,